Ben ritrovati Luca, gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, torna la voce del Friuli, l'approfondimento all'interno della nostra pagina informativa. È venuta a trovarci l'onorevole Serena Pellegrino per parlare, come sempre, di quello che accade, cioè la cronaca locale e soprattutto del discorso legato al maltempo e ai cosiddetti evidenti disagi ambientali presenti in Friuli, Venezia Giulia. Lei è appena rientrata da Napoli per un convegno proprio dedicato al settore ambientale. Allora, innanzitutto, cosa è emerso da questo appuntamento partenopeo e poi da questo ci leghiamo anche a quello accaduto in Friuli, Venezia Giulia. Allora, stiamo creando una rete di persone che negli anni hanno accresciuto non solo sensibilità ma anche competenze sulle tematiche ambientali, competenze sociali, politiche, scientifiche, e stiamo creando una rete importante a livello nazionale. Ieri ci siamo incontrati a Napoli, una piccola cellula. Il gruppo si sta facendo sempre più ampio, ormai siamo arrivati a 200-300 persone che in questi anni, in maniera molto sommessa e forse anche un po' nascosta, quasi come se fossimo stati nelle catacombe, a parte qualcuno a livello istituzionale come me, che continuavano a ripetere quanto stava accadendo. Da Stoccolma del 72, oggi noi possiamo dire che quello che una volta veniva detto come fossero delle eresie, oggi invece è ortodossia, nel senso che ormai tutti quanti lo vedono, è sotto gli occhi di tutti. Noi parlavamo di cambiamenti climatici tantissimi anni fa, ormai si può parlare veramente di una manciata di decenni, e ci dicevano che eravamo dei catastrofisti, invece semplicemente vedevamo come stavano andando le cose, e che se fossimo andati in quella direzione sicuramente quello sarebbe stata la punta di caduta, e così è stato. E così è stato, ma siamo arrivati, come si dice purtroppo, al superamento dello stop o siamo ancora in tempo di frenare prima di evitare l'impatto? Allora, attualmente noi non siamo messi così bene, ma io non dico madre terra che è messa male, noi esseri umani su questa terra non siamo messi bene, perché le probabilità che noi ce ne andiamo prima che si sciolgano davvero i ghiacciai è molto molto più alta. Basta dire che sono sufficienti una manciata d'anni di assenza di api, e infatti noi sappiamo bene che c'è una moria importante, e per poter dire che la vita sulla terra dell'essere umano non ci sarà. E ormai insomma è risaputo, scientificamente risaputo, che le leggi ecosistemiche sono una concatenata all'altra, e che nel momento in cui noi spostiamo come una sorta di domino determinati pedine, poi vengono a ricaduta, vengono delle altre. Va tutto in automatico perché d'altronde, come si dice sempre, la terra ruota e va avanti, non aspetta mica l'uomo. È a per ciclo cercare. chiuso, noi siamo un sistema chiuso, non è che abbiamo possibilità così di andare Chiaro. su Marte a spostare i nostri rifiuti. Senta, si parla tanto di riqualificazione in un certo senso del territorio, manutenzione del territorio, però abbiamo visto che negli ultimi anni in particolare le nuove tecnologie, i nuovi sistemi hanno portato a tanta cementificazione, no, Questo è nel sicuro. contesto. No? Spesso, alle volte, la risoluzione al dissesto idrogeologico la si fa con qualcosa che incrementa il suo danno, ovvero facendo per esempio cassa di espansione o ulteriori cementificazioni. Questo è il peggio che si possa fare. Ci si ritrova davanti a una criticità e la si risolve mettendo un'ulteriore criticità. Noi dovremmo veramente cominciare a scandagliare bene lo stato di fatto, come stanno le cose in questo momento, e fare una progettazione di qualità. Non mi stancherò mai di ripeterlo, e che questa progettazione di qualità, posso dirlo in maniera chiara, costa assolutamente meno delle soluzioni tampone che sono state fatte negli ultimi anni. Faccio un esempio banale: abbiamo fatto una stima di 40 miliardi di euro da destinare più o meno in 10 anni, 40 miliardi sono pochissimi, da destinare in 10 anni per mettere in sicurezza il nostro territorio, con delle tecniche di ingegneria geologica fatte bene, quindi con piantumazioni, rimessa in sicurezza delle foreste, degli alvei, dei fiumi. Non ci troveremmo come ci siamo trovati adesso. Adesso si parla di andare a sghiaiare i fiumi, ma lo sappiamo per quale motivo si fa, perché si vuole fare dell'altro cemento, quello è oro sonante, quando si dice andiamo a sghiaiare i fiumi per risolvere il problema delle esondazioni. No, il problema è a monte e poi anche a valle per quello che riguarda i fiumi. Ebbene, 40 miliardi in 10 anni sono 4 miliardi all'anno.
tutto sommato una sciocchezza rispetto a quello che noi abbiamo speso in tutti questi anni per fare soluzioni tampone. In questi giorni, è di questi giorni, l'incendio che sta colpendo la California, perché guardate, noi viviamo in un ciclo chiuso, in un ambiente chiuso, quello che accade in California è assolutamente anche affare nostro. Si stimano intorno ai 40 miliardi di dollari i danni che ci sono in questo momento su quell'incendio. Allora cominciamo veramente a fare delle analisi opportune. E poi così vorrei fare un piccolo passaggio su questo scevro da qualsiasi complottismo, da qualsiasi atteggiamento così di volontà contro per definizione. Di fatto si stanno utilizzando già delle tecniche, l'IPCC, gli scienziati dell'IPCC, che è un organo dell'ONU, dell'organismo internazionale che segue da più di 20 anni i cambiamenti climatici con le varie conferenze delle parti. L'IPCC dice che per contrastare i cambiamenti climatici ci sono una serie di tecniche. Dal nostro punto di vista aiuterebbe moltissimo la riduzione delle fossili e quindi dell'immissione di CO2 certo, nell'atmosfera. Dall'altra parte dice... loro sostengono che invece bisogna fare la captazione della CO2 e introdurla nei fondali marini, certo, dove ci sono delle... Mi permetta, onorevole, qualcuno oggi si parla tanto, no? Tutti sono diventati un po' elettrici, no? In un certo senso, no? Nel senso che Sì. si sposa questo discorso delle auto elettriche e via dicendo. Però da ultimi studi fatti alla mano sta emergendo qualcosa di particolare, perché poi queste batterie delle auto elettriche hanno dei costi alla fine altissimi c'è da una parte, un e lo costo alto di smaltimento, smaltimento, e anche no? lo smaltimento. Ma oltre a questo, e spesso ci si dimentica di dirlo, con che cosa produciamo l'energia elettrica noi? Spesso la produciamo con le fossili, come ad esempio il carbone. Buona parte in Italia, perché noi eravamo andati molto avanti con il conto energia che avevamo introdotto una decina di anni fa, col fotovoltaico, con l'eolico, che anche se qualcuno ha fatto business, guardate, interessa veramente poco. L'importante è che se ne fosse fatto parecchio. Abbiamo fatto tantissima energia elettrica con le rinnovabili, l'eolico, il fotovoltaico e anche l'idroelettrico. Poi purtroppo c'è qualcuno che con l'idroelettrico ha fatto anche qualche porcheria, diciamola pure, con delle finte centraline idroelettriche che servono soltanto come dindino Poi sonante le per chiedo una roba proprio su questa autofinanziarsi. cosa qua delle centraline che stanno spuntando in Friuli Venezia Sì, Giulia. e devo dire che su questa cosa ho interrogato il ministro nella scorsa legislatura evidenziando questa cosa, perché di fatto sono come una sorta di rendita finanziaria stando fermi e andando a impattare invece pesantemente sul territorio. Peraltro poi non come il fotovoltaico, che nel momento in cui lo tolgo ripristino lo stato iniziale. Quando tu intervieni con una centrale idroelettrica su un fiume intervieni per sempre. Certo. Poi ci sono tutti i vari cambiamenti. Ci certo, sono dei casi, ad esempio, ricordiamo le centraline sul fiume Natisone, no? certo, come no. Dove ci sono delle proteste in corso, faccio esempio a Casa di Manzano, dove ci sono Anche gente a che si è Savogna trovata, siamo riusciti a vincerla quella. gente addirittura si è trovata espropriata del proprio terreno dall'oggi al domani, Esattamente. no? Per costruire qualcosa che forse alla fine non serve. Però no? c'è da dire anche che alla fine del 2017, quando ho interrogato appunto il ministro, mi è stato detto che non sarebbero state date nuove concessioni, ma sarebbero portate in essere soltanto quelle, cioè portate a termine solo quelle che erano in essere. Secondo me comunque molto grave lo stesso nel momento in cui si evidenzia da una parte la truffa finanziaria e dall'altra il danno ambientale. Tu devi cessare immediatamente. Certo. Diciamo che queste processo. cose vanno fatte dove servono, non tanto per, Esattamente, no? esattamente. Per creare, come si dice, un circolo vizioso ma efficace per qualcuno. Certo. Parlavamo proprio del discorso del maltempo, lei ha detto una cosa importante, si è discusso anche sul fatto dei fiumi, molti, ognuno ha la sua teoria, c'è chi dice che vanno sghiaiati e via dicendo, invece probabilmente vanno puliti e Certo, mantenuti come facevano i nostri nel nonni, ecco. chiaramente. Non proprio, diciamo così, usando un termine friulano, ruspati. Esatto, e poi soprattutto non bisogna andare a edificare, i nonni lo sapevano, nelle aree golenali a rischio di esondazione, cosa che invece ormai si fa in maniera abbondante. Io non mi stancherò di ripetere sulla mia battaglia contro la variante di Dignano, nei giorni in cui il natisone, il tagliamento era bello, gonfio, ma veramente in
una situazione che io non ricordo nella mia vita di averlo visto così imponente, e questo intervento, tra l'altro una strisciolina di asfalto che vicino alla forza del tagliamento rischia di andare sott'acqua nel giro di veramente una sbuffata ulteriore del fiume. Questo credo che veramente sia un danno non solo ambientale ma anche sociale, e come voi sapete, più volte l'ho detto, c'è un esposto sul tavolo della Procura di Udine, dove io ho evidenziato tutte le sue criticità, dicendo anche che questo dal mio punto di vista è un ecoreato. Non ho ancora avuto risposta a 10 mesi dal momento in cui si vede che l'ho le presentato. carte sa come sono, no? Passano di banco in banco e a volte si perdono nei Sì, meandri. speriamo Comunque che non sulla ci debba variante, essere il danno le devo dire la vero. verità, sulla variante di Digliano noi come emittente Lo televisiva ci so, siamo subito schierati, siamo stati forse gli unici ad veramente. avere il coraggio, Sì. indifferentemente da come tira l'area politica in Friuli Venezia Giulia, a documentare lo sfracello che sta succedendo, perché ripeto, fare una tangenziale tanto per farla, giusto per spostare di 1 chilometro il traffico pesante, poi rimettere tutto nello stesso punto. La cosa più grave, e non vorrei che si evidenziasse adesso anche con la nuova terza corsia che si sta facendo, è che buona parte di questo traffico pesante esce a Gemona e rientra a Porto Gruaro. Ne Ne abbiamo parlato più volte. Bastava semplicemente fare una diminuzione del pedaggio autostradale per i mezzi pesanti e si risolveva tutti i problemi di tutti i paesini, da San Daniele a Dignano e poi via avanti. Non vorrei che domani mattina, finita la terza corsia che stiamo producendo in questo momento, si studi la quarta. Esatto, si studiano tutte le piccole io ho varianti. Ho la brutta sensazione, guardi, anzi non tanto io, ma secondo il mio reuma preferito mi ha già detto: guarda che appena sarà finita la terza penseremo alla quarta. Intanto la ferrovia va a marcia, perché Tanto nessuno quella la va a usa. marcia, sicuro, ma io temo che poi tutti i paesini che sono paralleli alla strada, all'autostrada che si sta venendo a costruire, poi chiedano ognuno la sua variante, perché a quel punto il pedaggio autostradale dovrà necessariamente essere più alto e i costi delle autostrade comunque gravano sui mezzi di trasporto, e nel frattempo ci si dimentica che la cura del ferro, quella vera, ancora oggi non si sta facendo. Ci stiamo inventando dei tunnel come quello per esempio della TAV di Valsusa di 50 e più chilometri, quando si potrebbe tranquillamente utilizzare la corsia esistente, il tratto di ferrovia esistente, e potenziarlo, come potrebbe essere benissimo sulla questione del Friuli Venezia Giulia. La TAV del Friuli Venezia Giulia è stata abbandonata e di questo noi possiamo solo che essere contenti, perché 18 chilometri in area carsica sarebbero stati gravissimi, però ricordiamoci bene che comunque il grosso si fa sempre nel tratto Venezia-Trieste. Tutta la parte montana, tutta la parte che c'è una del ferrovia che si Friuli chiama Pontebana, che è stata concepita molti anni fa, costruita e finita nel 1995, poi chiaramente con Bosco Verde nel 2000, concepita proprio per l'alta capacità, sì, e qualcuno esatto. si dimentica di queste cose. Di questo però evidentemente ancora sul petrolio fa comodo camminare. Certo. E soprattutto ci si dimentica che a Gorizia ci sarebbe la possibilità di deviare l'alta velocità e l'alta capacità e poi rifarla rientrare sotto il Monte Nanos. Certo. Io non sono un tecnico, no, ma infatti però è veramente quando si dice il buon senso comune, no? Ricordiamoci dell'enorme interporto che è stato fatto a Cervignano, che quando si atterra a Ronchi si vede questa colata enorme di cemento inutilizzata, che è stata costruita in tempi non sospetti, poteva essere veramente il volano per il Friuli Venezia Giulia, con tutta l'area est dell'Europa. Nel momento in cui cade il muro potevamo essere veramente un fulcro per il nostro paese. L'abbiamo fatto letteralmente morire, e di questo io credo che chi l'ha fatto e chi ha governato negli anni successivi dovrà rispondere comunque ai cittadini. io ringrazio Serena Pellegrino per la partecipazione, ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione e all'ascolto. Noi torniamo come sempre, stessa ora, stessa rete, mandi, e alla prossima.